Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 21esimo turno di Serie B-Win in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone, dove gli uomini di Corini ospitano il Portogruaro di mister Agostinelli. Padroni di casa in piena zona tranquillità, quota 24 punti nonostante non vincano in campionato da quasi 2 mesi. I Veneti invece faticano al penultimo posto con il peggior rendimento esterno e la seconda peggior difesa dell'intero torneo. Su tutti i campi un minuto di silenzio per la scomparsa di Matteo Miotto, l'alpino caduto in Afghanistan, e per Enzo Bearzot, che ci ha lasciato lo scorso 21 dicembre. Arbitra il signor Palazzino di Ciampino. Crotone subito pericoloso con il cross di Cutulo e il colpo di testa di Ginestra. Risponde il Portogruaro, Tarana fuori alla destra di Belez. La sponda favorisce poi Cunico, il capitano, si porta sul destro e trova ancora la risposta dell'estremo difensore del Crotone. Dall'altra parte Russotto per Cutolo, anticipa secco il portiere del Portogruaro Rossi. Ancora Russotto, questa volta ci prova da solo con il destro da fuori, è potente ma non preciso. Insiste il Crotone, questa volta con Cutolo sulla corsia di destra, ci prova con il mancino che finisce però alto. Al 32esimo ancora cross di Cutolo, che sta facendo una grande partita sulla corsia di destra. C'è il fallo di mano di Franceschini, anche ammonito il difensore del Portogruaro, e quindi calcio di rigore. Ginestra contro Rossi, la conclusione di destro, la grande risposta dell'estremo difensore classe 1977. Ma rivediamola, bella parata di Rossi sul conseguente calcio d'angolo. Il cross è di Galardo, colpo di testa dello stesso Ginestra, che con il quinto gol in campionato si fa perdonare l'errore dal dischetto. L'ex Gallipoli esulta per il gol dell'1-0. Ancora Russotto, gran prova la sua quest'oggi, il dribbling e poi la conclusione di sinistro però altissima. Ultima occasione nel primo tempo per il Crotone di controbalzo. Ginestra arriva sul colpo di testa di Tedeschi per il 2-0. Rivediamo il colpo di testa per il doppio vantaggio del Crotone, del difensore ex Ternana classe 1987. Nel secondo tempo per il Portogruaro dentro Matielig e Cibocchi, però è sempre Russotto ad insistere per il Crotone. Altro destro potente ancora, però fuori. Cerca ancora di cambiare qualcosa Agostinelli, esce Altinier dentro Ignacio Pia, che si rende subito pericoloso e trova ancora la risposta di Belez. Dall'altra parte Galardo per Ginestra, splendida la conclusione al volo, trova ancora la bella parata di Rossi. Funziona l'asse come in occasione del primo gol, questa volta Cutolo. Russotto ancora per Cutolo, poi c'è l'anticipo secco di Cristante su uno dei due giocatori più in forma di questa partita. Finisce 2-0 per il Crotone, che sale a 27 punti. Il Portogruaro scivola all'ultimo posto in classifica, scavalcato dalla Triestina, che passa in casa contro l'Ascoli. Migliore in campo Russotto e Ginestra.